Parlare di medicina narrativa e farlo presentando il libro 6 significa ritornare a dare voce a chi ha vissuto un percorso di cura e di malattia impegnativo. Significa rafforzare il legame tra paziente e medico. Significa costruire dei percorsi in cui il protagonista, non solo per la propria malattia, ma per il riscatto che con questa si può avere attraverso una cura efficace, sia proprio la persona malata. Qua non parliamo di persone malate, ma di donatori e donatrici di parole scritte che sanno curare. Quindi è un grande onore, un grande piacere per me ospitare donne meravigliose e un percorso davvero forte e di contenuto. Il libro ha una finalità doppia. È quello di creare una sorta di comunicazione fra medico e paziente mutuato da uno scrittore. 6 è un progetto letterario di medicina narrativa, noi ci teniamo ad aggiungere questo aggettivo, perché appunto il rapporto tra lo scrittore e il donatore di parole non c'è stato perché non si conoscono, ma è avvenuto attraverso proprio le parole importanti nel percorso terapeutico del malato, che diventano dono per chi legge il libro e per chi ha costruito un racconto su queste parole, quindi 66 scrittori. Il libro che andiamo a presentare oggi può essere anche visto come uno strumento, sia per chi l'ha scritto, sia per chi ha donato le parole e sia per chi lo leggerà. 6 parole, 66 donatori, 66 scrittori, 66 racconti per te che sei il lettore. Io sono un oncologo clinico, dirigo un reparto di oncologia e da molto tempo sono convinta che accanto alla medicina basata sulle evidenze debba esserci tutto un contorno per il paziente, e la medicina narrativa è una postura del medico che deve interagire in una certa maniera con il paziente. La narrazione è bidirezionale, il paziente narra la sua esperienza di vita, che deve far parte, diciamo, della cartella clinica del paziente. Il medico narra il percorso di cura, cioè si mette a livello e in comunicazione vera con il paziente, cercando di adeguare il suo linguaggio, di non parlare in medichese, ma di adeguare il suo linguaggio a quello della persona che ha di fronte.